Cari amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Nel mio precedente video vi ho mostrato le mie cinture eleganti o cinture più sportive, colorate, le cinture unilarghe o cinture più strette da pantalone elegante, con delle fibbie importanti griffate, ma anche delle fibbie più semplici, più piccoline, insomma tutto un assortimento di cinture fatte a mano, fatte all'uncinetto. Questo pomeriggio completo l'argomento cinture parlandovi di un articolo diverso. Cintura sì, ma con un accessorietto, dei marsupi, quindi delle cinture adatte per una passeggiata fuori porta, ma anche per un giro turistico nelle nostre bellissime città d'arte. Quindi avere con sé sempre attaccato alla cintura il proprio telefonino o le chiavi della macchina o i documenti, insomma quello che c'è più di importante e non perderlo d'occhio nelle nostre passeggiate, nelle nostre escursioni. E allora, comincio con la prima cintura. Quella che vi faccio vedere è una cintura abbastanza importante. Una cintura in cotone neutro, cotone colore corda, però rifinita con un filato melage, come potete vedere. Questo è il suo passantino, una fibbia lavorata. Vedete, la cintura è tutta lavorata uncinetto. La particolarità è che questa cintura ha un marsupietto, una borsetta marsupietto. Vedete che simpatico questo marsupio, questo ciondolino a pupazzino col suo vestitino uncinetto, tutto in legno. Manichetto, se il marsupietto si tira fuori dalla cintura e quindi si utilizza come borsa, c'è questo manichetto tutto in sferette in legno. Allacciatura con i laccetti, foderato. Asportandolo dalla cintura, come potete vedere, ci sono le bretelline che sono allungabili. Vedete, questa è una bretellina doppia che staccandola qua dal passantino diventa allungabile, e quindi questo marsupio tirato fuori dalla cintura, così in questo momento con la cintura è molto comodo per avere tutto con sé, una bella borsettina con sé. Tirandolo fuori può diventare o una borsetta da polso, quindi per una passeggiata in città molto tranquilla, una borsettina da polso, o allungando le bretelline si può utilizzare anche come zainetto a spalla. Quindi un articolo molto completo ma anche molto elegante. Questo colore corda lo rende molto elegante anche come borsetta al di fuori della cintura. Eventualmente non dovesse piacere questa cintura stessa tinta, c'è l'opzione della cintura a contrasto, quindi lo stesso filato della rifinitura, e quindi che crea un contrasto anziché quella a tinta unita, ma io la vedo meglio con questa tinta unita perché è un po' più raffinata. Sempre sul colore corda, però questa volta la rifinitura è un'altra tonalità di melage. Vedete, questo melage non è con il nocciolo e l'arancia come quello, ma sul grigio e nocciola, con delle sfere alternate con delle sfere in legno nella lavorazione. E questa cintura ha un piccolo portatelefonino, vedete che simpatico, sempre rifinito con delle sferette in legno. Molto grazioso, molto simpatico questo portatelefonino, che è asportabile dalla cintura. In questo momento è legato nella cintura con questi passanti, ma è asportabile ed eventualmente si può anche mettere al collo, quindi avere il portatelefonino e il portacellulare al collo e utilizzare e indossare la cintura a parte, quindi doppio uso. Sullo stesso genere abbiamo questa cintura,
Questa però è un po' più elegantina. Questa in cotone grigio, rifinita con un filato, scusate mi è rimasto il gancettino attaccato, rifinita con un filato lucido di viscosa grigio antracite e con delle sferette colore perla per tutta la sua lunghezza, che la rendono un po' più elegantina. Fibbia lavorata. E questo è il suo portacellulare, anche lui è rifinito con delle perline, con il colore antracite a contrasto. Anche lui con la sua bretellina di cortesia da poter mettere al collo, vedete, con dei gancetti, quindi staccabile eventualmente, quindi anche questo da poter utilizzare il portacellulare al collo e indossare contemporaneamente la cintura elegante a parte, quindi avere questo abbinamento particolare. Questo modello che vi faccio vedere invece è più sportivo. Vedete, dai colori più sportivi, sempre cotone grigio, ma è rifinito con questo filato colore fluo che lo rende molto sportivo. Cinturina lavorata, anche se sportiva, e questo marsupietto molto simpatico. Non so se si vede il dettaglio di questa sfera e il ciondolino. Anche questo marsupietto portatelefonino, questo si allarga, si stringe con i suoi laccetti, anche questo con la sua bretellina di cortesia, quindi sempre da indossare a parte dalla cintura e quindi poterlo indossare al collo, indossando contemporaneamente la cintura, staccando i due pezzi. Questo invece è un piccolo marsupietto da mettere a tracolla, quindi per portare, avere con sé documenti, il cellulare. Cotone grigio e un filato melage con tonalità grigio, arancio, con delle applicazioni in legno. Questa cintura è asportabile con i suoi gancetti, è asportabile, quindi si può utilizzare anche applicato ad una cintura con questo passantino che c'è sul retro. Questo c'è un bottoncino, quindi si può sbottonare, inserire in una qualsiasi cintura e averlo come marsupietto sempre da cintura, oppure semplicemente come borsettina a tracollo, quindi doppio uso. Simpaticissima e spiritoso questo pupazzino fatto in legno, vedete, con il suo vestitino elegante. Simpatico questo pupazzino in legno, simpaticissima. Andiamo a quest'altra, sempre colore corda, con filato melage arancio e grigio, rifinita con questi inserti sia in legno sia delle bacchettine luccicanti. Portatelefonino che è legato nella cintura, quindi indossabile sempre a cintura, o
asportabile e con la sua bretellina di cortesia può essere sempre messo al collo indossando la cintura a parte, quindi un coordinato separato. Questa cintura, se ricordate, vi avevo fatto vedere che era corredata con il panierino e la coffettina, l'abbiamo visti nel precedente video. Concludo con questo zainetto. Questo zainetto non ha con sé una cintura, ma è semplicemente uno zainetto o da spalla o tirando le bretelline, tirando queste bretelline, quindi accorciandole, può essere utilizzato applicato ad una cintura o una borsetta da portare così a braccio. Molto spiritosa, molto graziosa. Guardate che simpatica questa bambolina nel suo vestitino colorato. Il marsupietto è allacciato, quindi basta stringerlo con il laccetto. Questo colore bianco e giallo lo rende molto estivo, ma veramente simpatico e spiritoso. Care amiche, spero che le mie cinture vi siano piaciute. Questo genere di accessorio che ho applicato nelle cinture per creare un coordinato, quindi cintura, portacellulare, coordinato, indossabili insieme in maniera sportiva, in maniera comoda, pratica per una passeggiata, ma indossabili anche separatamente, quindi su un abbigliamento anche un po' più elegantino, non propriamente sportivo da passeggiata. Un articolo particolare, ma allo stesso tempo comodo, utile. Spero che vi sia piaciuta la mia idea. Care amiche, vi auguro un buon pomeriggio. Ci vediamo al prossimo video.